Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta latte parzialmente scremato Arborea 1 litro a 95 centesimi, pasta Rummo 500 grammi a 69 centesimi, biscotti classici Balocco 700 grammi a 1,79 euro, birra Icnusa non filtrata 3x33 CL con cartissima a 3,49 euro. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Con l'autunno arriva anche il crespo? Da Amy Beauty Hair è tempo di dire addio ai capelli ribelli. Prova il nostro trattamento anticrespo professionale. In appena un'ora e mezza, capelli morbidi e perfetti fino a 6 mesi. Prenditi cura della tua immagine senza fatica. Solo per questo mese, per te 10% di sconto. Chiama ora Amy Beauty Hair e prenota il tuo momento di bellezza. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, Tortolì, 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti alla seconda edizione di Stella Dice Che con il notiziario del news dall'Ogliastra. Partiamo ora da Loceri, studenti ammassati negli autobus stracarichi. Le immagini che stanno circolando nelle ultime ore hanno fatto imbufalire il sindaco di Loceri Gianfranco Lecca. Ragazzi in piedi su autobus sovraccarichi diretti a scuola lungo le strade che attraversano l'Ogliastra. Il problema è duplice: la sicurezza, certo, ma anche la scomodità di un viaggio che dovrebbe essere parte normale della giornata e che invece diventa un'esperienza faticosa e anche umiliante. Un ragazzo, una ragazza che parte presto al mattino, che affronta curve tornanti aggrappato a un corrimano, che arriva a scuola già stanco, non sta di certo vivendo il diritto allo studio, ma ne sta subendo una versione precaria. Il sindaco Gianfranco Lecca affronta la questione quando uno studente viaggia in piedi su un pullman che percorre strade di montagna. Non stiamo parlando solo di disagio, stiamo parlando di cosa può accadere con una frenata brusca, una curva affrontata male, un imprevisto qualsiasi. E mi chiedo quale messaggio stiamo mandando a questi ragazzi, che la loro sicurezza viene dopo. Il tema supera la singola corsa sovraccarica. Questi ragazzi si spostano ogni giorno per costruirsi un percorso, per credere che valga la pena investire su se stessi. E noi come istituzione, si chiede il sindaco, cosa offriamo in cambio? Mezzi inadeguati, condizioni al limite, l'incertezza di arrivare interi a destinazione. Non possiamo accettarlo. La richiesta ad ARST è chiara: servono più mezzi, corse calibrate sul numero reale di studenti, verifiche costanti. Non stiamo chiedendo l'impossibile,
dice Lecca, stiamo esigendo che venga rispettato un diritto elementare, quello di viaggiare seduti in sicurezza con dignità. Il comune formalizzerà una richiesta urgente all'azienda di trasporto e coinvolgerà anche i rappresentanti dei genitori perché, dice Lecca, questa è una responsabilità condivisa. Andiamo avanti ora. In Ogliastra un abitante su 8 è affetto da diabete mellito di tipo 2. Questi sono i dati dell'ASL Ogliastra aggiornati al mese di luglio 2025. Sono i pazienti in trattamento per questa patologia, sono oltre 6.700 solo. Per il diabete mellito di tipo 2, ma contando anche il diabete di tipo 1, si superano gli 8.000. Una vera e propria epidemia, come la definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quella del diabete, ed è per questo che occorre concepire e attuare nuove strategie per combattere un fenomeno che è in continua crescita sia a livello nazionale sia a livello mondiale. Della necessità di trovare nuove strade per affrontare questa sfida per la sanità pubblica si è parlato durante un recente corso di formazione organizzato dall'ASL Ogliastra, dalla diabetologia e malattie metaboliche dell'ASL. L'incontro si è svolto nella sala conferenze del centro di salute mentale di Tortolì. Il nostro servizio segue attualmente oltre 6.700 persone che soffrono di diabete mellito di tipo 2, spiega la dottoressa Gisella Meloni, che è la direttrice della struttura di diabetologia. Questo problema purtroppo è diventato enorme, in continua espansione, per questo dobbiamo assolutamente unire le forze tra diversi professionisti e parlare lo stesso linguaggio. Il diabete è una malattia infatti interdisciplinare per via delle implicazioni che genera nei pazienti, causa infatti complicanze croniche tra cui problemi cardiovascolari e nefrologici. La risposta a cui dobbiamo ambire è quella di creare un'equipe per la presa in carico condivisa del paziente, puntualizza la Meloni. Occorre creare una rete diabetologica costruendo una connessione tra pazienti, medici, infermieri e amministrativi. Questo è un passaggio ineluttabile, conclude. Se riusciremo ad avviare un percorso del genere, la gestione multidisciplinare sarà un qualcosa di sistematico che renderà più rapido e fluido l'accesso alle cure per i nostri pazienti. Queste le parole della dottoressa Meloni. Andiamo avanti, ora cambiamo argomento, ci spostiamo a Girasole. Ci sono buone notizie per il comune, che infatti è destinatario di un finanziamento regionale di 300.000 euro, ai quali si aggiungono 20.000 di cofinanziamento comunale, fondi destinati alla ristrutturazione e alla riqualificazione dell'edificio dell'ex consorzio di bonifica, che è stato acquisito 2 anni fa a patrimonio comunale. L'intervento permetterà di recuperare un immobile pubblico inutilizzato, migliorandone sicurezza, efficienza energetica e funzionalità, spiega il sindaco Lodovico Piras. Grazie a queste risorse potrà essere restituito alla comunità come spazio rinnovato e adatto a nuove esigenze sociali e istituzionali. Parliamo ora di sport, un altro grande traguardo per il giovanissimo fantino di Barisardo, Luciano Serra, appena 16 anni. Nel weekend scorso è stato protagonista di un nuovo successo sportivo a Tancaregia, dove ha conquistato il primo posto nel completo con la sua fedelissima cavalla Panama, portando a casa 2 coppe, confermando quindi un 2025 ricco di soddisfazioni. Bellissima prova anche nel dressage e nel salto a ostacoli. Il cavaliere di Barisardo, con mamma di Girasole, Luciano Serra, è appassionato di equitazione sin da bambino, ha conquistato il brevetto FIS e punta a diventare istruttore di primo grado, obiettivo che sta perseguendo attraverso un percorso di crescita e anche tanti risultati nelle competizioni. La sua preparazione nel maneggio su Marchesu Ramon di Tortolì sotto la guida della sua istruttrice Tina Pirodi, una figura fondamentale nel suo percorso sportivo. Il successo del cavaliere Serra è stato salutato con entusiasmo anche dalle amministrazioni di Barisardo e Girasole. Il comune di Barisardo ha scritto un post: complimenti a Luciano, il nostro cavaliere ha dato prova di grande talento e determinazione, distinguendosi in tutte le prove del completo e portando a casa un
meritatissimo primo posto, una giornata ricca di emozioni che conferma ancora una volta la sua passione. L'amministrazione di Barisardo parla di un esempio positivo per i suoi coetanei e non solo, che con tanto impegno si sta facendo strada in una disciplina che richiede tanta dedizione, tappa dopo tappa si avvicina al raggiungimento del suo obiettivo. Parole insomma di soddisfazione e anche di plauso sono arrivate anche dall'amministrazione di Girasole. Chiudiamo con un evento, la rassegna Ogliastra pagina su pagina, incontri con la scrittura e il teatro prosegue venerdì 21 novembre alle 18 nell'aula consiliare del comune di Villagrande. All'interno della rassegna il sistema bibliotecario integrato Nord Ogliastra organizza l'incontro con Francesco Pala, autore del libro Il dominio della resa. Dialogherà con Pala Francesca Casula. L'iniziativa è realizzata in collaborazione col sistema Svino, con la cooperativa Oleaster, la regione Sardegna, nell'ambito del contributo per il sostegno alle attività del sistema bibliotecario integrato dell'Ogliastra. Un'occasione quindi quella di venerdì per scoprire l'opera dell'autore, dialogare e condividere la passione per la letteratura. La rassegna poi proseguirà nei mesi di novembre e dicembre con altri appuntamenti dedicati alla cultura del territorio. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi, a domani.